avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol nei primi 20 minuti e mi hanno preso alla lettera, ne avevo presi tre. Chiaramente la partita ha preso una piega sbagliata. Non era oggi la partita dove dovevamo fare punti, sapevamo che giocavamo con una squadra di un'altra categoria rispetto a noi, quindi era messo in preventivo diciamo, un risultato negativo, però speravo diciamo, in una reazione diversa, almeno dare qualcosina in più per cercare di fare una bella prestazione. Non c'è stata, poi abbiamo avuto diciamo, il gol e lì magari ci siamo svegliati un attimino, però è stata una giornata negativa, sono molto deluso, anche se la dobbiamo archiviare perché dobbiamo ripartire al meglio. Purtroppo veniamo da un periodo un po' buio e le cose non girano per il verso giusto e la squadra si è smarrita un attimino, però sono sicuro che i ragazzi da martedì rientreranno a pieno regime e recupereremo diciamo, quello che abbiamo lasciato per strada. Quando entri in questi diciamo, periodi negativi abbiamo bisogno di un risultato, perché a Misilmere abbiamo fatto una buona prestazione, non ci voleva questa partita e mezzo contro la prima in classifica, però sono convinto che i ragazzi adesso usciranno quello che hanno dentro e ritorneremo quelli che siamo. E anche lì è una partita difficilissima, però ci faremo trovare pronti. Sono sicuro che ci sarà una reazione, una grande reazione da parte della squadra. Viviamo anche della sindrome del decimo minuto, così come è capitato col Gela, al decimo minuto abbiamo preso un Eurogol di Palecchio e ha messo la palla all'incrocio dei pali. Quando tu giochi con squadre che hanno giocatori come Valenca, Spinola, Mazzotta, eh, Piccoli e tanti altri, dico, capisci bene che la sfida è davvero impari, quindi speravamo di passare la prima mezz'ora indenni. Mazzotta con il Eurogol ha messo la parola fine alla partita. Era chiaro che non era questa la partita in cui il Castellammare si doveva salvare, ci abbiamo provato, ma purtroppo l'Atletic si è dimostrata una squadra ben più forte, quindi onore all'Atletic che merita ampiamente la testa della classifica. Domenica andiamo a Piana, una grande squadra che l'ha dimostrato, gioca bene a calcio, è una squadra che gioca e fa giocare, quindi domenica dobbiamo andare a Piana con una mentalità diversa, una mentalità più battagliera che ci connota. E abbiamo 30 punti, non siamo in una zona di assoluto rischio, ma non siamo in una zona di tranquillità. La partita di oggi non fa testa, nel senso che è chiaro che quando trovi un avversario di questo calibro non fai niente. Auguro le migliori fortune all'Atletic perché è una società composta da gente seria. Vedo ancora una volta che Castellammare è insensibile nei confronti di queste squadre e mi dispiace perché dietro c'è un lavoro certosino, a parte io sono di Castellammare, di Peppe Pione, Peppe Norfo e Nino Mancuso che si spendono quotidianamente per questa squadra, per trovare risorse per andare avanti, ma vedo che purtroppo non è molto apprezzato lo sforzo che viene fatto. Pazienza, ce ne faremo una ragione e cercheremo di blindare la salvezza che per Castellammare era l'obiettivo stagionale e penso che alla nostra portata.